Buonasera, ai titoli. Nuova strage di migranti al largo di Lampedusa, 2 imbarcazioni si capovolgono, muoiono 26 persone, tra loro una neonata e 3 bambini, oltre 40 i dispersi. A Palermo la truffa dell'ecobonus, 100 indagati per i lavori fantasma, chiuse le indagini sulla frode da 26 milioni di euro. Si continua ad indagare sulla morte a Bagheria di Simona Cinà, la giovane annegata in piscina, disposta una nuova perizia tossicologica, interrogati tutti i partecipanti alla festa. Non credete a chi chiede soldi per telefono, a Sicilia 24, il racconto dell'anziana che a Catania ha sventato una truffa. La guerra dei tornelli a Mondello, l'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino, dopo le polemiche dei giorni scorsi, ha emanato una circolare per stabilire il divieto di nuove autorizzazioni e la rimozione di quelli già installati. Si chiama il laghetto di Venere, si trova a Pantelleria, nelle sue acque vulcaniche individuate dagli scienziati le stesse condizioni di miliardi di anni fa, quando ha avuto origine la vita. Calcio in esclusiva ai nostri microfoni, parla il difensore del Catania, Thiago Casasola, voglio portare in alto la squadra, dice. Buonasera, eccoci, la strage, l'ennesima al largo di Lampedusa, tragico il bilancio, al momento si parla di 26 vittime, oltre 40 i dispersi, salvate 61 persone, al momento ricoverate nell'hotspot di Lampedusa, appunto nella zona del naufragio delle 2 imbarcazioni a lavoro, Finanza, Guardia Costiera e uomini di Frontex. Sentiamo Laura Spanò. Ancora morti nel Mediterraneo a seguito di un naufragio a sud-ovest di Lampedusa. Al momento il bilancio parla di 61 persone tratte in salvo, 26 corpi senza vita recuperati, tra cui una neonata, ma stando ai racconti dei superstiti ci sono ancora una quarantina di dispersi. 2 le imbarcazioni coinvolte nel naufragio, con a bordo oltre 100 persone. Entrambe le imbarcazioni partite martedì sera dal nord della Libia. A Molo Favarolo, a Lampedusa, intanto sono continuate le operazioni di sbarco dei cadaveri recuperati, che vengono trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Calapisana. Dal racconto dei superstiti, le 2 imbarcazioni cariche di migranti sarebbero partite martedì sera da Tripoli. Una delle 2 nel viaggio verso la Sicilia avrebbe iniziato a imbarcare acqua e si sarebbe ribaltata. Alcuni dei migranti sarebbero riusciti a spostarsi nell'altra imbarcazione, ma molti sarebbero caduti in acqua. Anche questa seconda imbarcazione però alla fine, stracarica, si sarebbe ribaltata, facendo finire in mare il suo carico umano. Ad avvistare in balcone, affondato verso mezzogiorno, un elicottero della Guardia di Finanza a circa 14 miglia a sud di Lampedusa. Subito è scattato l'allarme dall'isola. Sono partite le motovedette della Guardia Costiera, Finanza e Frontex. Complesse le operazioni di soccorso. I superstiti si trovano presso l'hotspot dell'isola, con loro medici, psicologi e mediatori culturali. La struttura di primissima accoglienza è gestita dalla Croce Rossa. Cristina Palma, vice direttore dell'hotspot. Nella tarda mattinata abbiamo accolto le 56 persone partite dalla Libia superstiti e altre 4 sono attualmente ricoverate in osservazione. Le persone sono provate dal viaggio e da quanto accaduto, sono in condizioni discrete e tutta la nostra equipe multidisciplinare li ha già presi in carico e si sta occupando di loro e dei loro bisogni. Lo dicevamo, un triste bilancio che si va aggiornando di ora in ora. Infatti il cadavere di un altro migrante, il 27esimo, è stato recuperato nell'area dove i barconi salpati dalla Libia sono affondati. Le ricerche vanno avanti e si sta cercando di fare in fretta prima che caia appunto il sole. Arriva anche il cordoglio del premier Meloni, che dice: quando si consuma una tragedia come quella di oggi sorge in tutti noi un forte sentimento di sgomento e compassione e ci troviamo a misurare l'inumano cinismo con cui i trafficanti di esseri umani organizzano questi loschi viaggi. Rinnoviamo pertanto l'impegno a contrastare questi trafficanti senza scrupoli nell'unico modo possibile: prevenire le partenze irregolari, gestire i flussi migratori. E intanto a Lampedusa, fra i volontari delle ONG impegnate nel salvataggio dei migranti, sale la rabbia e la frustrazione per l'ennesimo naufragio. Abbiamo sentito la portavoce della Sea-Watch. Ascoltiamolo. Questo succede in ore in cui le navi delle ONG vengono mandate a sbarcare in porti lontani, facendo perdere loro un sacco di tempo che invece potrebbe vederle impiegate proprio in quel tratto di mare.
Queste purtroppo sono situazioni che si ripetono continuamente e che sono inaccettabili. Il dispositivo di sorveglianza dovrebbe essere potenziato non per facilitare le catture e i respingimenti in mare volte a riportare le persone in paesi pericolosi e non sicuri come Libia e Tunisia, ma piuttosto per evitare tragedie come questa. 100 indagati per la truffa dei lavori fantasmi. La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sulla frode da 26 milioni di euro sull'ecobonus. Sentiamo Lorena Dolci. Da un lato c'erano fatture e crediti d'imposta, dall'altra lavori mai realizzati. È il cuore dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha scoperto l'ennesima frode legata alle agevolazioni dell'ecobonus e del bonus facciata, una truffa da 26 milioni di euro. 100 gli indagati tra imprenditori edili, società, amministratori e committenti, a cui nei giorni scorsi è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Secondo gli inquirenti le società avrebbero applicato lo sconto in fattura, emettendo fatture per operazioni fantasma. I crediti d'imposta generati venivano poi ceduti a intermediari finanziari che li trasformavano in denaro contante. Le somme, una volta incassate, venivano distratte: bonifici su conti personali, prelievi in contanti, acquisti di oro o criptovalute, sottoscrizioni di buoni fruttiferi postali. Nella stragrande maggioranza dei casi i soldi transitavano dalle poste. I committenti sarebbero prestati al gioco in cambio anche di piccole somme di denaro. Alcune vicende sono paradossali. A fingere di eseguire lavori per centinaia di migliaia di euro sarebbero stati persino i condomini di case in affitto. 10 le imprese coinvolte, un giro che ha prodotto un danno enorme alle casse dello Stato. Perizia tossicologica sul corpo di Simona Cinà, morta in piscina a Bagheria. I carabinieri torneranno a interrogare tutti i partecipanti alla fatale festa di Laura la notte del 2 di agosto. Desiree Ferlito. Sulla morte di Simona Cinà, la Procura di Termini Imerese non vede ancora chiaro. Rimane aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La magistratura ha deciso di avvalersi della consulenza di un esperto chimico tossicologico. Il dottor Vincenzo Nicoli sarà incaricato di svolgere ulteriori accertamenti sul corpo della ragazza e rilevare eventuali sostanze con effetto stupefacente. L'autopsia ha già svelato che Simona Cinà è deceduta per annegamento, ma resta da chiarire se la ragazza sia finita in piscina e affogata dopo aver avuto un malore per cause naturali o provocate da alcol o droga assunta volontariamente o che qualcuno potrebbe averle fatto ingerire. I dubbi sono tanti. Possibile che nessuno dei partecipanti alla festa di laurea si sia accorto che Simona stava annegando? Anche per questo saranno ascoltati dai carabinieri molti dei presenti alla festa. I 2 fidanzati che avevano organizzato l'evento, chi si è tuffato per riportare la giovane in superficie, chi le ha praticato il massaggio cardiaco e altri ancora. E adesso vi raccontiamo la storia della signora Emanuela, che ha 81 anni ed è una catanese doc, ma è ormai l'incubo dei truffatori. Ne ha fatti arrestare infatti ben 4. Tonino De Mana. La signora Emanuela, 81 anni, è ormai l'incubo dei truffatori. 3 tentativi, 4 arresti. L'ultimo episodio è costato le manette ad un 51enne napoletano che ha avuto la sfortuna di imbattersi nell'arzilla catanese. L'ignaro truffatore aveva chiesto 8.000 euro e si era presentato a domicilio per riscuotere la somma, trovando però la polizia. Come ha fatto? Presto detto. Perché basta essere un poco sveglie per capire subito che sono dei truffatori. Perché non appena dicono siamo delle forze dell'ordine, una deve capire che non chiedono soldi. È al lieto fine la storia della signora Emanuela. Per altri anziani purtroppo non è così. Ed allora, ecco alcuni consigli. Donne o figli, meglio dire, state attenti alle vostre mamme, alle vostre persone anziane, perché è facile fregarli. Dopo aver ricevuto un simbolico Oscar ed una macchinina della polizia, la signora Emanuela ha un progetto. Di fare un'associazione fra i figli e mamme, di aiutare queste persone a farle capire che una truffa non si fanno per telefono e non si chiedono soldi per telefono. Esserci sempre più sicuri insieme. La polizia sottolinea l'importanza delle campagne di prevenzione. L'informazione del resto per il contrastare questa tipologia di reati è veramente l'arma, lo strumento fondamentale. A riguardo vogliamo comunque fare un appello come Polizia di Stato affinché tutti coloro che sappiano di episodi di questa tipologia
tipologia di tentativi di truffa si rivolgano senza alcuna vergogna alle forze dell'ordine. Se ti senti in pericolo, chiama subito il numero unico di emergenza 112. A pochi giorni dalle celebrazioni del 15 agosto a Piazza Armerina, Antonio Messina, vittima di abusi da parte di un prete, scrive una lettera aperta a Monsignor Luigi Renna, chiedendo parole chiare di condanna immediata. Sentiamo Gerri Italia. Un appello accurato, quello di Antonio Messina, indirizzato a Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania. In una lunga lettera Messina esprime preoccupazione per la presenza dell'Alto Prelato il prossimo 15 agosto alla Basilica Cattedrale di Piazza Armerina, dove presiederà la messa solenne insieme al vescovo della diocesi Rosario Gisana. Gisana è imputato per falsa testimonianza, accusato di aver coperto l'ex sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato in primo e secondo grado per abusi sessuali su minori, tra cui lo stesso Messina. Nella missiva la vittima denuncia un sistema di insabbiamenti e intercettazioni che confermerebbero le coperture e parole offensive pronunciate nei suoi confronti. Messina richiama le dichiarazioni dello stesso Monsignor Renna, che in passato aveva affermato: non ci devono essere dubbi, i vescovi non proteggono nessuno, e chiede coerenza soprattutto alla luce delle aperture verso le persone LGBTQI+ mostrate dal prelato. L'obiettivo è chiaro: evitare che la presenza dell'arcivescovo diventi, anche solo indirettamente, un sostegno a chi è accusato di proteggere i responsabili di abusi. Messina chiede parole nette di condanna, ricordando che il silenzio e l'indifferenza sono anch'essi forme di abuso. Mi aiuti, scrive, a fare sì che non si perpetri ancora l'abuso, che si attua anche con la commissione e l'omissione. Un appello che chiama in causa la responsabilità morale della Chiesa e la dignità delle vittime, che troppo spesso non hanno voce. La replica di Monsignor Renna non si è fatta attendere. In una nota l'arcivescovo ha scritto: pur comprendendo la situazione esposta al signor Messina, ho accettato l'invito del confratello Rosario perché la celebrazione della festa della Madonna delle Vittorie è un evento ecclesiale che riguarda non solo il pastore ma tutto il popolo di Dio, che ha diritto a una celebrazione serena. In quanto alle parole da dire, conclude l'arcivescovo, ho sempre l'abitudine di commentare un brano della parola di Dio del giorno, senza forzature. Un chiarimento che conferma la presenza dell'Alto Prelato e allo stesso tempo lascia aperta la questione sul tipo di messaggio che sarà pronunciato durante la celebrazione. Ci occupiamo dei tornelli sulle spiagge a Mondello, meglio le polemiche che erano nate, ce ne eravamo occupati anche nei giorni scorsi. Adesso l'assessore regionale all'ambiente Savarino ha disposto, ha emanato una circolare per stabilire il divieto di nuove autorizzazioni e la rimozione di quelli già installati. Desiree Ferlito. Mai più staccionate o tornelli nei lidi sulle spiagge della Sicilia. Ho già dato disposizione agli uffici competenti del mio assessorato per farli rimuovere. I cittadini devono avere sempre la possibilità di accedere al mare liberamente e gratuitamente. Ad affermarlo l'assessore regionale al territorio e ambiente Giusy Savarino, che ha emanato oggi una circolare per stabilire il divieto di nuove autorizzazioni per impianti fissi che possano ostacolare il transito dei bagnanti e la rimozione di quelli già installati. Lo avevamo anticipato con una dichiarazione rilasciata al nostro TG dal deputato regionale Ismaele Lavardera, che dopo una battaglia social arrivata fino in Parlamento annunciava il risultato ottenuto. Da qui la risposta dell'assessore Savarino. A completare il quadro la relazione della Guardia di Finanza su Mondello, in cui emergono irregolarità sui tornelli, per i quali non risulta alcuna autorizzazione specifica, andranno dunque rimossi. Quanto alle staccionate, continua l'assessore, risulta un'autorizzazione datata di anni fa, sulla quale ho chiesto di effettuare ulteriori verifiche. Sulle attuali concessioni ho sollecitato ispezioni su tutto il territorio regionale, conclude Savarino. Lavoriamo con la Guardia Costiera per prevenire e scongiurare ogni forma di abuso. I carabinieri di Rosolini, siamo nel Siracusano, hanno arrestato un 43enne per tentato omicidio di un extracomunitario suo vicino di casa con il quale aveva litigato. Adesso andiamo a Messina, si avvicina l'esodo ovviamente di Ferragosto, ci sono le prime code agli imbarchi, bollino rosso sulle strade siciliane da domani e per tutto il weekend. C'è il Ferragosto appunto di mezzo e poi il controesodo a caratterizzare il traffico sull'isola. Francesco Triolo. Nessuna coda significativa, traffico fluido sino al pomeriggio a Messina agli imbarchi privati, il controesodo deve ancora iniziare nonostante l'avvicinarsi del Ferragosto. Il piano viario sarà operativo dal 16 agosto all'8 settembre con percorsi dedicati per chi deve imbarcarsi ai traghetti e le compagnie private o a quelli di Blue Ferries e la separazione della mobilità dei vacanzieri con quella della città. Intanto scatta domani il ponte più lungo ed intenso per il traffico sulle strade italiane e siciliane. Sia ANAS che Consorzio Autostrade Siciliane segnalano traffico in costante aumento per gli spostamenti di chi lascia le città per trascorrere il Ferragosto nelle località di mare.
In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, per questo fine settimana si attendono 12.210.000 spostamenti di autoveicoli in tutta Italia. Da domani sino a lunedì prossimo è preannunciato il bollino rosso su tutte le autostrade, anche le temperature sono destinate a salire con una media di 34-36 gradi in alcune zone della Sicilia. Nell'isola è atteso un aumento del traffico soprattutto sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo, sulla A18 Messina-Catania soprattutto nella zona di Taormina e al Casello di San Gregorio, sulla A20 tra Milazzo e Messina. Sia ANAS che Autostrade Siciliane hanno chiuso o sospeso oltre l'80% dei cantieri. Previsto il divieto di transito dei veicoli pesanti venerdì 15 agosto dalle 7 alle 22, sabato 16 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 17 agosto dalle 7 alle 22. Una breve pausa, poi andremo a Pantelleria, dove è stato scoperto un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Dove ha avuto origine la vita, secondo gli scienziati, in una pozza calda con le caratteristiche che un team di ricercatori ha ritrovato in un laghetto di Pantelleria. Andiamo a scoprire questo vero e proprio laboratorio a cielo aperto. Lorena Dolci. Visto dall'alto un piccolo gioiello color cobalto incastonato nell'isola di Pantelleria, ma dentro le acque turchesi di questo laghetto vulcanico, detto specchio di Venere o bagno dell'acqua, c'è molto di più. Le sue caratteristiche, temperatura di 40 gradi, pH elevato, abbondanza di minerali e microrganismi, sono del tutto simili al cosiddetto brodo primordiale, quell'ambiente liquido che 4 miliardi e mezzo di anni fa fu la culla della vita. Per questo un team di ricercatori italiani, partendo da questa pozza calda, è riuscito a ricreare la genesi della vita. Noi siamo riusciti ad ottenere l'RNA in presenza anche di un suo componente, un componente base, come noi diciamo una specie di mattone. Se noi mettiamo dei mattoni insieme, noi abbiamo creato un polimero. Lo studio, un'eccellenza tutta italiana delle università della Tuscia e Sapienza di Roma e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, è finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana. Il motivo è presto detto: un processo analogo potrebbe essere avvenuto su Marte. I minerali che sono presenti nel lago di Pantelleria, come per esempio la smectite, sono minerali che sono abbondanti in alcuni punti di Marte. Dal passato marziano alla terra primitiva, questi fanghi racchiudono una serie di misteri che il Parco Nazionale di Pantelleria cerca di tutelare. Abbiamo trovato specie nuove di piante, specie nuove di animali, specie rarissime, è letteralmente un altro mondo, è un qualche cosa separato rispetto al mondo normale dove vivono altre leggi. Domani sera al Teatro Giuseppe Di Stefano di Trapani, per la stagione musicale, l'atteso concerto di Simone Cristicchi. Sentiamo Laura Spanò. Ho pensato con questo concerto che sarebbe bello poter ripartire da qui, cercando di connettermi alla parte più autentica che è in me e connettere il pubblico a questa frequenza di risveglio, di rinascita, di ricominciamento. Attesa per il concerto di Simone Cristicchi, in programma domani sera alle 21 sul palco del Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani, nell'ambito della stagione del luglio musicale trapanese. Il cantautore torna così a incantare il pubblico col nuovo progetto live Dalle tenebre alla luce, Summer Tour 2025. Ho camminato così tanto nell'oscurità che ora la luce del giorno non so che effetto fa. La scaletta includerà i brani più amati come Ti regalerò una rosa, Studentessa universitaria, Meno male che c'è Carla Bruni, 7 miliardi di felicità e il recente Quando sarai piccola. Io che ogni giorno rinasco e difendo il mio posto nel mondo e ritrovo un frammento di me in ogni sguardo che incontro. Il sorriso che ho perso, il coraggio di crederci ancora. Il Teatro Giuseppe Di Stefano si prepara così ad accogliere una serata dove poesia, suoni e racconti si fonderanno nella magia di un artista che trasforma ogni concerto in una esperienza profonda e coinvolgente. Semaforo rosso.
Sono io lo sconosciuto a fianco, mentre chiedi al bancone un altro doppio manto. Io cambio casa, cambio l'orizzonte, come cambiano i limiti della mia mente nello specchio. Breve pausa e poi lo sport. Parla ai nostri microfoni il difensore del Catania, Tiago Casasola, e il calciomercato delle siciliane. In esclusiva ai nostri microfoni parla il difensore del Catania, Tiago Casasola, che racconta la voglia di primeggiare nel prossimo campionato, il suo rapporto già nato con Catania e le qualità del gruppo guidato da Toscano. Marco Carli. È stato il primo acquisto ufficiale del nuovo Catania. Tiago Casasola, esterno argentino, classe 1995, si è legato ai rossazzurri fino al 2027 con un'opzione per la stagione successiva e parla così del gruppo che sta nascendo. Da quando sono arrivato fino ad ora siamo cresciuti tanto, sono arrivati anche tanti giocatori nuovi, tanti compagni nuovi, quindi piano piano la squadra si sta completando, però penso che siamo una rossa importanti di livello, c'è anche tanta competizione tra di noi, che è quello secondo me è la cosa più importante per far sì che un campionato sia di livello. Personalità e volontà, oltre che buone doti realizzative di assistman, Casasola non si è mai nascosto quando ha parlato degli obiettivi stagionali. Il nostro obiettivo è puntare a quello di fare un campionato di vertice, però ci sono tante altre squadre che sicuramente faranno un grande campionato. Mi viene in mente Benevento, Salernitana, c'è sempre la squadra sorpresa, l'anno scorso è stato il Cerignola che sicuramente si ripeterà, e il Trapani ha fatto una buona squadra, quindi ci sono tante squadre forti di livello, quindi sarà un campionato sicuramente impegnativo. E mentre Pastore discute in campo con Toscano di possibili nuovi acquisti, una punta e un centrocampista, con Casasola parliamo di Ciccerelli, suo compagno anche alla Ternana. Sì, siamo riusciti a farlo rimanere insieme al direttore, scherzi a parte, ci ho messo anche del mio per farlo rimanere, perché è un giocatore fuori discussione che secondo me farà la differenza. L'ha fatta l'anno scorso, l'ho fatto sempre che ho giocato, ho avuto la fortuna di giocare con lui, ha sempre fatto bene, quindi un ragazzo di un'altra categoria. L'obiettivo finale è sempre quello di fare felici i tifosi. Catanese ti senti fin da subito, perché la gente di Catania ti accoglie sempre a braccia aperte, i tifosi, la gente, appunto, da quando sono arrivato mi hanno sempre trattato di maniera molto molto bella, quindi spero di ripagare in campo, che alla fine è la cosa più importante. Portieri in prima linea nel mercato di Palermo e Trapani. Sentiamo Francesco Triolo. Infortunio di Gomista ha sparigliato i piani sul mercato del Palermo. Il portiere dovrà rimanere fuori per diverso tempo e quindi c'è la necessità, anzi la priorità, di intervenire subito. Nell'immediato la porta sarà affidata a Francesco Bardi, che giocherà sabato a Cremona in Coppa Italia, ma la società rosanero sta valutando un colpo pesante. In cima alla lista c'è Stefano Turati, rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Monza. Anche il Catania guarda all'esordio ufficiale stagionale a Crotone di domenica. Ieri è iniziata la settimana tipo con i nuovi innesti d'Ausilio e Aloi, ma l'attenzione è sempre al mercato. La società sta lavorando in uscita, ma almeno altri 2 elementi saranno inseriti, non subito, magari sfruttando qualche occasione da categoria superiore. A proposito di portieri, al Trapani è arrivato Alex Esposito a titolo definitivo dalla Reggiana, mentre Verna è destinata al Cittadella. Continua a lavorare per rinforzare la squadra del Siracusa. Si attende l'ok ufficiale per il trequartista Luan Capanni, svincolato dopo l'anno a Latina, sul quale ha già messo le mani il direttore sportivo Antonello Laneri. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione e buona serata.